difficoltà sono tante perché la maggior parte sono i clienti che chiedono gli spostamenti dei pagamenti. Questo ci comporta una difficoltà perché anche noi riusciremo a ottenere per un mese, poi non saremo più in grado di pagare i fornitori, specialmente esteri, in quanto azienda importatrice dall'estero, e non so un domani quale sarà l'impatto quando andremo di nuovo a comprare all'estero, come verremo, se ci daranno ancora credito, se ci daranno fiducia. Poi la cosa importante che stiamo valutando è quello che sarà il rating delle banche. Nessuno ha dato linee guida su questo. Tra 3 mesi, quando andremo a chiedere alle banche credito, cosa ci diranno? Ma c'hai un brutto rating perché hai avuto insoluti, hai sconfinato se per caso la gente non ti paga, sconfini sui conti correnti, ci daranno ancora credito, verrà messa a posto sta faccenda, diciamo. Quali sono gli aiuti? Nessuno ha parlato anche di questo problema, perché è un problema che viene avanti poi, non subito, ma tra 3 mesi avremo questo problema, sperando che poi quando si riparte si riesca a ripartire a posto, insomma. Adesso anche le banche dovrebbero aiutare i clienti a pagare, a essere l'etica professionale del lavoro. Invece sono convinto che se hai i soldi le banche pagheranno, se no non avendo linee guida nessuno mette i soldi per conto degli altri, insomma, ecco. Voi quanti dipendenti avete? Sono 15. E adesso avete deciso di aderire a qualche linea di quelle proposte? Dal 1° di aprile abbiamo fatto fare un po' di ferie che avanzavano, dal 1° aprile abbiamo messo in cassa integrazione. Ecco, secondo lei che cosa potrebbe essere una cosa che il governo o chi deve decidere può fare in tempo molto veloce per aiutare realmente le aziende come la vostra? Per conto mio doveva intervenire, come aveva parlato Salvini, che hanno dato dei sostegni alle aziende, per lo minimo obbligare quello che erano gli istituti di credito, di garantire e dare sostegno alle imprese, in modo che il denaro continui a girare, il flusso di soldi vada, se questo non paga, io non pago, l'altro non paga, tra 2 mesi nessuno ha pagato e ci troviamo. Doveva dare un obbligo agli istituti di credito o garantire con il Medio Credito Centrale o con qualche istituzione di garantire il flusso di denaro, che probabilmente per una parte avverrà qua nel mese di marzo, ma solo per una parte perché avete lavorato solo i primi 15 giorni, poi si vedrà. Il problema verrà nel mese di aprile, nel mese di maggio, insomma, non credo che per il 3 di aprile sta faccenda si sia risolta, insomma, ecco. Siete preoccupati, signor Cabianca? Abbastanza. Non in quanto per me, ma anche per tutte le famiglie di dipendenti che abbiamo, che lavorano, insomma, ecco, all'interno dell'azienda, ecco. Allora, in questa fase qua, la nostra è una realtà di piccole dimensioni, diciamo che contiamo un organico di circa 25 persone, è un'azienda specializzata nella produzione di sedie in legno e i nostri clienti sono principalmente aziende del settore del mobile. Quindi abbiamo, tra i nostri clienti lavoriamo con aziende che costituiscono anche dei riferimenti importanti nel settore dell'arredo, sia in Italia che all'estero. I nostri principali mercati sono appunto l'Italia, la Germania e gli Stati Uniti. Dall'estero, in Italia la situazione la sappiamo tutti e diciamo che il problema abbiamo iniziato a percepire dei segnali già a gennaio, poiché molte aziende italiane avevano iniziato a lavorare molto bene nel mercato cinese e già da gennaio loro avevano iniziato a sentire un rallentamento che di riflesso poi abbiamo iniziato a percepirlo anche noi. Difficoltà anche nei pagamenti, poiché si sono fermati i progetti, si sono fermati gli acconti e le persone si sono fermate di girare. E dall'estero
e soprattutto la Germania avevano già iniziato a percepire questo segnale di difficoltà, tanto che diciamo abbiamo beneficiato di un trend positivo, nel senso che ci hanno chiesto di aumentare la capacità di evasione degli ordini, perché avevano il timore che succedesse quello che oggi è successo, che si bloccasse tutto, e quindi hanno fatto un approvvigionamento di stock maggiore. I timori principali sono legati, credo sia un po' il tema che tocca tutto il mondo imprenditoriale, qualsiasi tipo di attività. Sono due principali problemi. Uno è legato alla liquidità, perché tutti quanti temiamo l'effetto domino, nel senso che se il mio cliente non mi paga, poi io non ho i soldi per pagare il mio fornitore a sua volta non ha i soldi per pagare il proprio fornitore, e via così lungo tutta la filiera. È ovvio che a risentirne di più sono quelli che sono più lontani dalla filiera. Il nostro già è un settore che nell'ultimo decennio ha vissuto una difficoltà, insomma, e un input a riorganizzarsi. Noi ci siamo riorganizzati, e infatti il secondo nostro timore è che la fatica che abbiamo fatto in questi ultimi anni, e siamo andati a cercarci, insomma, dei clienti con delle logiche di servizio particolari, che se il perdurare di questo stop, che ok ci sta, adesso lo stiamo vivendo un po' anche come un momento di ferie, anche se abbiamo bloccato la parte operativa, le braccia, ma il cervello sta funzionando ancora, perché comunque in questi giorni ci stiamo attivando per rivedere un po' le nostre strategie e per migliorare il tipo di servizio che stiamo dando. Ma il timore principale che viviamo è che i nostri clienti, se lo stop perdura a lungo, siano costretti a rivolgersi a terzi, magari al di fuori dell'Italia, e poi una volta che perdi un cliente è molto difficile recuperarlo.